Cioè la prepariamo una bella chiffon cake italiana a modo mio, perché tante mi hanno detto Maria, questa non è una chiffon cake americana originale, questa è la chiffon cake italiana a modo mio. Ragazzi, Grazie, mi saluta. aspetta, Che è successo? siete pronti? Ciao. Ha voluto fare la frangetta. Questa è cacao, caffè, è semplice. C'è. È uno spettacolo. Questa qua non la possiamo assaggiare. Spettacolare. Perché questa qua devo andare a cena Non vedo l'ora di mangiarla. e la devo portare. Mamma. Quindi io adesso chiudo, ricompongo il tutto, voi non fate la spia, io non dico niente e la andiamo a preparare comunque, andiamo. Per questa chiffon cake separiamo sempre i tuorli dall'albume, uova a temperatura ambiente. Io ho aggiunto già lo zucchero e una bustina di zucchero vanigliato, oppure potete aggiungere vaniglia tranquillamente. Qua lavoro i tuorli e inizio a montare gli albumi. Gli albumi li montiamo in planetario. Mentre montano gli albumi, ho spento perché fa un rumore esagerato, io aggiungo lo zucchero. Qualcuno mi ha detto Maria, 120 grammi di zucchero è poco, sono 120 negli albumi e 120 nei tuorli, quindi in tutto sono 2,40 di zucchero. Io aggiungo un cucchiaino di aceto di vino bianco perché non ho la bustina di creme tartaro, perché nella chiffon cake ci va questa bustina di creme tartaro, io non ce l'ho adesso ragazzi. Quindi io la mia prima chiffon cake l'ho fatta così e quindi questo cucchiaino andrà qua, chiudiamo, facciamo mi serve una planetaria nuova, facciamo montare, aggiungo piano piano zucchero e li faccio montare bene. I tuorli sono pronti. Gli albumi anche, vedi? Non si muove. Qua aggiungo latte e olio, ma potete aggiungere acqua e olio tranquillamente. Un pizzico di sale, se non me lo dimentico, già lo so, me lo dimentico. E arrivato a questo punto io ho preparato farina e lievito per dolci. Questo qua lo dobbiamo setacciare. A questo punto aggiungo il nostro albume un po' alla volta e piano piano ci dobbiamo mettere tutto. Mi raccomando, non andiamo di fretta perché questa è la riuscita della chiffon cake. L'impasto l'ho diviso in 3 parti, l'ho messo in 3 ciotole diverse. Le parti, anche se non sono uguali, non succede niente. Qua aggiungo 2 cucchiaini di cacao, così, setacciamo il cacao, ecco qua. È caduto qualcosa, si è sentito? Ecco qua, questo qua. In quest'altro impasto invece aggiungo un po' di caffè amaro, freddo, mi raccomando, fatelo raffreddare. Ecco qua. Prendiamo lo stampo della chiffon cake, questo qua non va imburrato, ci mettiamo prima questo qua bianco, così. Prendiamo un po' di cacao amaro
lo mettiamo così. Ci metto questo qua al caffè. Io già ho iniziato ad accendere il forno 150 gradi, 160 gradi statico. Aggiungo un altro po' di cacao. Ho fatto un disastro. Così, vedete? E in ultimo cacao, quello là, l'impasto al cacao. Ecco. Eccola pronta, io in forno e torno subito, ma voi non vi muovete che torno subito. Eccola qua, è stata più o meno 50 minuti, 50-60 minuti, dipende sempre dal vostro forno. Fate sempre la prova a stecchetto. Questa qua adesso calda calda. La mettiamo a testa in giù. Questa qua piano piano scenderà da sola. Qualcuno ha detto: Maria, io l'ho fatta, perché dici che scenderà da sola? Ragazzi, io dirvi una stronzata per un qualcosa che io faccio, non vendo, non vi già convince, non ve la dico. Questa qua raffreddando, sì, può capitare a volte. A me questo pezzo qua di sopra è rimasto e io l'ho staccato, però a scendere, come si raffredda, scende da solo. Ok? Io vi raccomando, io non lo so come ve lo devo dire, ma io vi vedo troppo arraggiate, troppo acide. Siamo soft. Per la glassa ci facciamo un po' di glassa sopra. Io ho riscaldato un po' di panna per dolci, ho solo riscaldato, e ci aggiungo cioccolato fondente. Eccola pronta. Eccola pronta. Provatela. Eccola finita. Carina.